guardando avanti, perché possiamo solo cercare di guardare avanti. Noi abbiamo vissuto a colori con Michele e adesso continuiamo a vedere i colori anche con lui nei cuori, sempre. Io non voglio parlare oggi di vivere a colori, oggi voglio ricordare un amico, ho scritto qualcosa per lui perché l'emozione chiaramente un po' prende la voce e quindi ho voluto insomma scrivere qualcosa a nome poi naturalmente di tutti i malati, di tutte le famiglie che soffrono nei nostri territori ancora di più per la malasanità e per tutte le criticità che noi abbiamo. Io pregherei a chi è qua in piazza, anche ai lati, soprattutto ovviamente quando parliamo, almeno di tenere un attimino il vocino un po' più basso, se possibile, in maniera tale appunto di sentire soprattutto quello che con una voce emozionata adesso Marilena ci dirà giustamente. Grazie. Grazie amico caro, grazie Michele Siotto. Ci avevi fatto allora un meraviglioso regalo, dedicando la tua musica con il coro Sungoresu alle guerriere di Vivere a Colori, in piazza, quando per 7 mesi in quel camper abbiamo vissuto, condiviso, pianto e sperato, quanto abbiamo sperato Michele, di farcela, di sopravvivere di questa terribile malattia che sta portando via tanti di noi, troppo presto, troppo giovani. Questo momento di grande commozione, di grande emozione mi stringe il cuore, ma è il vero spirito della nostra associazione, con la gente per la gente. Amico mio, non ho più parole, ma spero si possa leggere tutto nei miei occhi e nel cuore delle guerriere e dei guerrieri che ti portano in tutte le battaglie e sentono la tua presenza forte e sicura. Tra tutte una foto parla di noi in piazza con la valigia colorata, quella valigia piena di sofferenza dei malati e delle famiglie che nei nostri territori non hanno più assicurate le cure. E poi le catene, Michele, le catene, quelle catene con le quali ci siamo incatenati tante volte, l'ultima volta all'Hospice, proprio da dove è partito il tuo ultimo viaggio. Non ho potuto fermarti, non sono servite quelle grosse catene a tenerti legato e stretto a noi, con noi. Vola in alto, amico mio, una voce in su coro, vinza spronoisi. L'abbiamo fatta, hai visto? Marilena Pintore dell'Associazione Vivere a Colori, Natalina, moglie di Michele. Ve ne andate? Ok, ci mancherebbe, grazie. Continuate, do l'applauso perché le associazioni veramente per noi malati sono sicuramente qualcosa di molto importante. Quello che non riesce a fare chi magari dovrebbe farlo, molte volte riescono a farlo persone che purtroppo sono all'interno di questo vortice, di questa malattia